Grido d'allarme per la siccità, uno dei maggiori problemi che si sta affacciando in questo momento oltre al coronavirus, poche piogge durante l'inverno e adesso la necessità di irrigare i campi proprio in un momento di minimo storico del livello del Brenta. Ieri ne avevamo già parlato telefonicamente con Enzo Sonza, presidente del consorzio di bonifica Brenta, che è tornato a parlare della diga del Vanoi, mentre oggi abbiamo raggiunto Martino Cerantola, presidente della Coldiretti provinciale di Vicenza. Siamo preoccupati effettivamente per le mancanze di pioggia e di neve di quest'inverno e il fatto che sicuramente ne risentiranno tutte le culture di questa città e l'invito da una parte è che effettivamente ci sia un impegno nel fare impianti plurimi dove è possibile per migliorare le coltivazioni, non dimenticandoci che siamo su un'area molto orticola con prodotti d'alto pregio, vedi l'asparago, vedi le ciliegie, proprio marche DOP, e di conseguenza è un problema che a noi dell'agricoltura ci colpisce molto fortemente. Nel frattempo che cosa state facendo voi della Coldiretti? Noi abbiamo già iniziato una ricognizione con i nostri soci, perché effettivamente iniziano ad esserci già dei danni sulle colture e di conseguenza dopo, quando avremo un po' tutta l'analisi di tutti i comparti, informeremo sia la Regione che lo Stato. Iniziano ad esserci anche molti problemi sulle semine, ma soprattutto sulle colture autunno-invernali che sviluppano poco e di conseguenza la carenza d'acqua sicuramente si ripercuoteranno sulla produzione del grano della primavera.